E stamattina è stata una bella sorpresa di nuovo di ritrovarmi senza acqua, io e il mio condominio, anche il vicinato è senza acqua. Allora ho telefonato a Girgenti Acque, gentilmente, attenzione, mi hanno risposto, mi hanno detto che purtroppo ci sono turni molto lunghi perché c'è un disservizio dovuto a delle rotture. Ma queste rotture già la settimana scorsa mi avevano detto, allora quanto tempo ci vuole Girgenti Acque per aggiustare le rotture, diciamo le rotture? Voglio dire, siamo in Italia, siamo alle porte del 2015 e ancora si lavora al rallentatore per aggiustare qualcosa, una rete idrica. Pur sapendo che dietro una rete idrica ci sono delle famiglie disperate per ora e non possono vivere in condizioni disumane, in condizioni psicologiche e fisiche di queste entità. Lei abita in un condominio di via Firenze, da quanti giorni è che siete senza acqua? Allora, l'acqua era finita mercoledì scorso, ce l'hanno dato venerdì. Dunque noi siamo a quasi una settimana. Il fatto è che io mi sto lamentando perché ho telefonato a Girgenti Acque stamattina e mi hanno detto che i turni non sono più rispettati. Quelli che appare sul computer, i turni erogazione, non vanno più rispettati. Dunque il mio turno, la zona 11, non so quando verrà approvvigionata. Dunque, io non so se verrà domani, se si attiva, dunque noi viviamo così, nell'incertezza. Dunque, mi auguro che l'acqua arrivi al più presto, perché sto vivendo sulla pelle io e tante persone, e non sono solo a lamentarmi, perché io preferisco dirlo in faccia quello che penso. Io mi preoccuperebbe quello che dicono nelle case. Dunque, l'acqua non arriva da quasi 7 giorni, ma ancora non si conosce la data esatta del prossimo turno, almeno nella zona 11. Io chiedo gentilmente che Girgenti Acqua, ogni volta che c'è una rottura, se è vero o non è vero, non lo so, la ripara al più presto e dia delle risposte concrete ai cittadini. Le bollette arrivano puntuali, li paghiamo, dobbiamo avere il servizio. Si avvicina alle porte del Natale e mi auguro che ora le case che si riempiono, le persone vivono con tranquillità, partendo da me. Io voglio ricevere i miei figli con serenità e non con l'agitazione. Devono trovare una mamma serena, non una mamma agitata. Poi voglio anche lanciare un appello all'amministrazione. Anche che queste deleghe sono fresche da poco, ma questa situazione si deve impugnare. Il sindaco non deve rimanere nella sua scrivania a lavarsi le mani come Ponzio Pilato. Lui lo sa che ci sono servizi idrici lunghissimi, i turni sono lunghissimi, che si impegna a risolvere questo problema al più presto, perché Favara ha una fetta importante nell'amministrazione di Girgenti Acque. Dunque lui può comandare, fra virgolette, di più, sollecitare di più.